Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. È iniziata all'Ars la maratona che porterà all'approvazione della manovra di bilancio. Si stanno discutendo i vari emendamenti. Durante le votazioni tensioni in aula per la norma sull'assegnazione di fondi per 3 milioni di euro ai comuni. Una lite per una mancata precedenza è sfociata in un'aggressione nel quartiere Noce di Palermo. Protagonisti un automobilista e un ciclista di 50 anni. Quest'ultimo sarebbe stato aggredito con colpi di cric. Sfiorata la tragedia a Catania, dove un bimbo di 8 mesi ha rischiato di morire soffocato dopo aver ingerito un pezzo di plastica di un giocattolo. Decisivo l'intervento dei medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania che hanno effettuato una tracheotomia. Scoperte all'NGV di Catania, Osservatorio Etneo, nuove informazioni sulla struttura del mantello superiore dell'Italia meridionale che sarebbero alla base dei movimenti tellurici che colpiscono in particolar modo la Sicilia. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani previsti cieli nuvolosi con schiarite su tutto il territorio regionale, temperature minime in lieve rialzo. Le città più fredde saranno Enne e Caltanissetta, dove il termometro toccherà i 4 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.